Anima senti, sono Salvatore. Faccio telefonare. Stai per pensiero. Voglio sapere qualcuno. E qualcuno stanno pure. Ma stanno pure mandando male pensieri. Con mia madre sta lontana, quando ti viene una famiglia, quando una palata vende cartolina. Ci sarà una grande sorpresa questa sera, un grande personaggio della canzone napoletana, mi ha fatto capire che è vicino con il cuore, con la mente, con i pensieri, è una persona straordinaria che io voglio bene, non solo io, tutta Napoli, tutto il mondo, tutti i napoletani che stanno per il mondo lo vogliono bene. Con te mi sei ora nell'ora, e una scimmania che chiude piglia, quando sentono motivi una canzone. E non tenere pensiero la mia, poche ore e torna a Napoli. E questa sera c'è una cosa anomala, c'è una cosa che probabilmente non è mai successo da quando esiste lo spettacolo. Avete mai sentito in un teatro una diretta telefonica? Volevo parlare un attimino di una cosa molto importante. Molti di voi si saranno chiesti, ma in verità ci aspettavamo nel Teatro San Nazzaro, allo spettacolo di Antonio, un personaggio della canzone napoletana, uno che ci fa emozionare, uno che ci fa sognare ancora con tutti gli anta che ha, con tutti gli anni che ha. Mi chiamerà per dire al pubblico che sta bene, innanzitutto, perché non lo sto dicendo io, sta bene. Lui mi ha chiamato prima, quando è finito il primo atto, ha detto: "Voglio, come stai?" Ho detto: "Sta andando bene, ci mancate voi. Io ti sono vicino", ha detto, "con il cuore, con i pensieri, con la mente". Lui mi ha detto: "Fammi un regalo, intanto di al pubblico che sto bene". Per dividere con me qualche minuto di emozione e io gli dedicherò una bella canzone. È in linea telefonica. Mi ha detto: "Dedicami una canzone". Mario Merola, prego, ce la facciamo sentire per telefono. Dimmi, vicino a te sta Gennarino. A Sundolella, come non sta a Rumeno? Non c'era, stavo a Milano e stavo poco bene. Mo sto buono e sto a Napoli. E ti dico bravo, ho visto lo spettacolo, mi ha emozionato, anche la telefonata. E quei giovani che si è fatta larga a botte spallate e sicuramente farà strada. No, è bravissimo, te l'ho detto. Anche quando canto qualche classico, qualche canzone classica, qualche mia canzone. È un artista bravo, è completo e vai sempre così. Alla grande! Abbracciami forte, Nani, a tutti e due. Dovevamo proporre un pezzo nuovo e non è possibile, un pezzo che canto a coppia con un grande personaggio della canzone napoletana, mi sono pregiato di avere in questo lavoro discografico. Dove io ho messo due paroline così e mi è piaciuto pure a me, bravo, bravo. C'è un buon arrangiamento di Campagnoli, è una mia modesta interpretazione sulla sua bella voce, mi fa piacere. Napoli, Maurizio, ma Napoli è tutto, Napoli è innamorata, è figlia, è padre, è innamorata, è nonna, Napoli è tutto. È la famiglia, tutti quanti saranno figli a Napoli, chi pensa che succede tante cose, problemi, robe, invece no, io non me ne sono andato via. Io sono stato qua, in da terra mia, e morire in da terra mia. Io ho amato Napoli, la mia famiglia, e resto sempre qua. Con mia mano sta lontana, quando ti viene una famiglia, quando Napoli ti vende cartolina. Ma sarà un'imitazione, sarà una cosa, da fare tutto quello che hai fatto io. Piano piano, piano piano. Fa bene, se imita nella vita quello che ho fatto e
è quello che sto facendo ancora. Artisticamente mi sono imparato anche la gestualità, perché per esempio io canto Merola però lo canto a modo mio. Se volessi fare Merola nella gestualità, che dire? Passione, passione eterna mia. Essere modesti è pieno di umiltà e la gente ti ama e vai sempre avanti. Lui però una volta mi disse l'umiltà è bella ma un pizzico di presunzione al punto giusto non basta. Dagli sempre dentro, che un domani la gente sicuramente dirà bravo te. Lo dice adesso, regionale, Campania, ma lo dobbiamo dire a livello nazionale, per non dire internazionale. Puntemi sei ora nell'ora, e una smania che chiude bene. Lo voglio bene, sia come uomo sia artisticamente. Poi qua, noi. Come stai? Bene, voi? Benissimo. Grazie di tutte queste belle parole. Te li meriti, capito? Grazie, bontà vostra. Mario Merola è tutto, Mario Merola è la mia famiglia, oltre che è scuola per me. Merola è tutto. Mi ha insegnato innanzitutto l'umiltà, essere altruista e poi mi ha insegnato a stare con i piedi sul palcoscenico, che è una cosa importante. È sinonimo anche di maturazione da parte mia, stare al fianco a un grande come Mario Merola. Ma non a fianco a così come sto, perché io così sto tutti i giorni con Mario Merola. Al fianco artisticamente, in un lavoro discografico. Quando sentono motivi questa canzone. Io l'ho sentita la telefonata e mi sono emozionato prima. C'è stato un momento che non capivo più nulla, perché addirittura chiedendo scusa agli autori di quella canzone, chiamate Napoli 081, ho cambiato il testo, perché il testo dice rimane, piglia l'aereo e torna a Napoli, ma io sapendo che il maestro Mario stava a Milano, ho detto rimane, piglia l'aereo e venga a Milano, per stare sempre con te, per non te lasciare più. Ed è stato un momento dove è scoppiato in me un'emozione particolare e anche il pubblico ha risposto con una grossa emozione. Un bacio Antonio, vai avanti così. No, ma io pure un po' veramente non la sento. Vai. Grazie. Lontana voi non resiste più. Rimane per l'aereo e venga a Milano. E sta sempre con pulvo, non passa più. Napoli che ha mie figlie sole, come una mamma ci sta nei braccia. Mario mai tornato, tornate che Napoli vi aspetta. Napoli non può morire, Napoli non va a morire. E tu